abbiamo 140 soci, 35 di questi sono soci pubblici e il resto sono soci privati. Naturalmente non tutti i castelli hanno la fortuna di essere visitabili facilmente, alcuni di questi partecipano alla manifestazione Castelli Aperti. Ci sono dei castelli che non possono essere inseriti in questo ciclo perché sono appunto fuori mano, difficilmente raggiungibili, e quindi noi dobbiamo pensare anche a questi, e quindi ben venga la promozione di questi castelli fuori mano, che altrimenti non possono, ce ne sono diversi pubblici anche di questi, devo dire. Avevamo fatto un incontro con alcuni sindaci e appunto si erano lamentati che l'iniziativa del consorzio su Castelli Aperti era esclusivamente, ovviamente, su quei castelli più fortunati, è chiaro, no? Perché ci si arriva in macchina, c'è il parcheggio, non bisogna mettersi gli scarponi, certe volte piove, uno quando è in mezzo al bosco si prende un bel temporale, no? È così, no? Quindi è un altro settore. E sull'aneddoto che hai raccontato, mi pare di ricordare che si trattava di Filippo Formentini con i figuranti della Contea di Gorizia. Sei stato fortunato di arrivare proprio in quel momento. Filippo Formentini sta pensando appunto ad una cosa ancora più particolare, e cioè l'esperienza non solo di visitare il castello, ma di provare a pernottare in questi castelli che una volta li chiamavamo abbandonati, oggi li chiamiamo fuori mano. Sicuramente sarà un'esperienza unica, la notte, l'alba, il mattino, quindi aspettiamo che tu parta per poterti dare quello che richiedi. Ecco, adesso do la parola a Manuele Vidi, che forse è meglio che ti metti qui direttamente, perché così poi... una cosa che mi collega a quello che ho detto prima, no? Ed è di particolare interesse secondo me, la tua esperienza, no? Perché tu sei partito esclusivamente sportivo, no? Quindi, sì. E poi hai... Allora, sì, diciamo che tutto nasce dal fatto che dovevo occupare il tempo che non avevo più da alza, parla più forte che puoi. Allora, tutto nasce dal fatto che dovevo occupare il tempo che usufruivo per fare dell'agonismo. Quindi la ricerca dei castelli è stata come una sorta di sfida, perché volevo essere il primo friulano comune, quindi non archeologo, non insomma appartenente a consorzi vari, a vedere tutti i castelli della provincia di Udine. E di solito quando mi metto in testa una cosa la faccio. In un anno e mezzo li ho visti tutti, e più o meno sono un'ottantina quasi. Poi in più ho incominciato a pubblicare su Facebook i castelli che visitavo, e più di qualcuno mi scriveva: scrivi qualcosa che è interessante. Allora ho domandato a chi poteva essere interessato a pubblicare una guida del genere, e Gaspari è stato il primo a proporsi, e anche perché mi ha detto che era interessato a questo tipo di guida, soprattutto perché non esiste una guida in bicicletta per raggiungere i castelli del Friuli, poi non credo neanche nel resto d'Italia, però comunque diciamo che siamo stati i primi a fare una cosa del genere. E quindi diciamo tutto parte da questa base. Mi riallaccio al fatto del castello fuori mano che va conquistato, perché è vero, cioè andare in bicicletta, a parte 2 o 3 itinerari di estrema facilità, quando tu arrivi davanti al maniero, molte volte la bici la devi mettere da parte e fare a piedi il sentiero, e quando arrivate alla fine, credetemi, l'attività fisica l'avete fatta, ed è importante quando si fanno queste escursioni comunque avere l'attrezzatura, cioè se si decide di andare a vedere il castello di Faedis, una volta che parcheggi la bici non si può salire con le scarpe da ciclismo, bisogna comunque avere delle scarpe adatte per fare trekking, perché
Il sentiero non è una strada asfaltata che insomma ti porta con tranquillità, così come Artemis. Diciamo che ho fatto dei test anche con amici e colleghi e ho avuto prova che difficoltà c'è, non estrema, però mi ha portato a mettere 3 gradi di difficoltà sulla guida, perché comunque 20 km di bicicletta, se non sei abituato a fare niente tutta la settimana, possono risultare pesanti. Aggiungersi anche la camminata, sì, mi tiri la guida dietro se pensi c'è scritto che è facile. Per quello consiglio comunque di non partire a fare subito a razzo questi itinerari, ma comunque di farlo per gradi. Poi il discorso sempre che va conquistato, qualche volta va anche cercato un castello. Avete mostrato adesso le immagini del Castello della Motta, è stato il primo che io ho visto, che io invece l'ho trovato, ho avuto difficoltà, mi ricordo che ci ho messo un'ora per trovarlo, perché non esiste più sentiero, non esiste più muri, è tutto avvolto completamente dal bosco. Però diciamo che se uno ha un po' di spirito, di iniziativa, come si può dire, all'Indiana Jones, può essere anche divertente andare a cercare un maniero così. Anche quello ho inserito dei castelli fuori mano come sono quelli della Carnia, e anche lì c'è difficoltà. Comunque Saquidic sì, arrivi tranquillamente con la bicicletta, però comunque anche lì bisogna fare attenzione, avere le scarpe adatte, sono comunque strade sdrucciolevoli, oppure il castello di Forni di Sotto, che in realtà è una torre, bisogna fare un bel sentiero per arrivare. Sì, diciamo che è un bel binomio di attività fisica, su questo non ci piove. Poi ci sono i itinerari della Bassa Friulana che invece si possono tranquillamente fare con la famiglia senza difficoltà. Possiamo aggiungere però una cosa: è importante sempre fare attenzione alla strada, perché anche il circuito più facile comunque ha degli attraversamenti stradali, spesso di strade regionali e provinciali, dove vengono attraversati da camion o macchine. La guida non è una guida che ti porta attraverso le ciclabili ai castelli, è una guida che ti porta attraverso strade, a volte secondarie, purtroppo a volte anche provinciali, ai castelli, e bisogna fare sempre attenzione. Si sa che la convivenza tra ciclisti e automobilisti è difficile, però dobbiamo arrivare ad avere pazienza un po' tutti e fare con serenità questi percorsi, soprattutto i ciclisti, voglio dire, fila indiana e via, ecco. Grazie, e adesso la parola all'editore. Buonasera, grazie di avermi invitato. Io sono editore di una collana di guide sui itinerari della Grande Guerra, sui itinerari di pellegrinaggio che abbiamo fatto. Sono circa una quarantina le guide che abbiamo fatto e riguardano sia il Friuli, sia il Veneto, sia le Dolomiti, praticamente tutto il nord-est. Perché facciamo queste guide? Perché c'è una parte della storia del Triveneto che non è conosciuta neanche dagli abitanti del Triveneto, non dico dal resto d'Italia e dal resto d'Europa. Ci troviamo di fronte a una situazione paradossale. Per fare un confronto con quello che parlava prima il Presidente del Consorzio dei Castelli sul consumo di energia che una camminata o una corsa in bicicletta consente di effettuare. Però c'è anche un consumo di energia mentale. C'è stato un famoso studioso, Jacobo Molenschat, un studioso tedesco di fisiologia, che era riuscito a quantificare il consumo del lavoro mentale di una persona. E il grande Francesco De Santis, quando era ministro della pubblica istruzione nell'Ottocento, lo fece venire da Heidelberg a insegnare in Italia, a Firenze, proprio questa cosa. Perché lui diceva: non si deve confondere il lavoro mentale, diciamo, dell'artista che produce un prodotto culturale di rilievo
dal prodotto di un lavoro mentale di uno scalpellino che comunque fa una scultura, perché il consumo è sempre di 800 calorie sulle 3200 che il corpo umano produce in un giorno, però sono i risultati che sono diversi. Il risultato di un Botticelli o di un Arturo Martini, per dirne una, è un'opera d'arte. Quello dello scalpellino è una cosa molto più modesta. Però il discorso è questo: quando noi andiamo per Castelli, la grande soddisfazione e gratificazione che riceviamo non è fisica, è mentale, è culturale. Ecco, e questo qui, questo voler andare a scoprirli anche in bicicletta attraverso tutta una serie di itinerari che in genere non vengono praticati, è un tassello in più, perché ti porta dentro degli ambienti naturali strepitosi, come ha parlato prima Spadolini, che raramente vengono conosciuti. Però io mi fermo su questo del lavoro mentale. Se la parte più diciamo gratificante per l'essere umano sono quel pizzicolino che il lavoro del cervello dà alla spina dorsale e alla sensazione che ci fa sentire vivi, perché non alimentarlo con il racconto legato a questi castelli? Perché quando noi andiamo ai castelli non andiamo solo a vedere le pietre o diciamo, la vegetazione, andiamo a cercare di conoscere un pezzo della nostra storia, così come quando andiamo nei luoghi della Grande Guerra cerchiamo di capire cosa è successo, perché altrimenti si tratta di una serie di ruderi. Però se questi ruderi hanno un racconto dietro diventano importantissimi. Sono un pezzo di rocce, di sassi, di cose, però c'è un racconto, c'è il vissuto dei nostri antenati, di coloro che ci hanno preceduto nella storia. E se noi non conosciamo la storia di quelli che ci hanno preceduto, non sappiamo neanche in che mondo viviamo e non sappiamo neanche in che mondo andiamo. Quindi è sempre un discorso culturale quello che ci sta dietro. È un discorso culturale che chiede, come dicevo prima, il racconto. Oggi noi abbiamo perso l'arte del racconto, che fino a 30, 40, 50 anni fa, prima dell'avvento della televisione, era un componente basilare della formazione culturale dell'individuo. Un individuo stava ad ascoltare delle persone che raccontavano il loro proprio vissuto personale o il proprio vissuto collettivo, e quindi si sentiva parte di una comunità, perché una comunità è racconto appunto del vissuto, dell'esperienza passata. Se manca il racconto di questa esperienza, siamo come dei bambini appena nati che non hanno nessuna capacità di capire in che mondo vivono, perché appunto non hanno l'esperienza. Quindi queste menti bambine che oggi noi ci troviamo di fronte molte volte anche in personaggi inaspettati che occupano molte volte dei posti di responsabilità e che hanno dei cervelli veramente molto primitivi, ci deve far pensare che un discorso vero sul rilancio dei castelli friulani può avvenire solo da una classe dirigente consapevole e acculturata, non di ignoranti che non sanno neanche parlare e raccontare. Quindi è un problema di classi dirigenti, perché le classi popolari in questi ultimi 30-40 anni hanno fatto dei grandi passi in avanti, e infatti la curiosità, la volontà di capire, però gli manca sempre il racconto. E andare per castelli vuol dire raccontare la vita di questi personaggi che vivevano in questi castelli, di questi uomini e donne che hanno fatto questa vita. Noi adesso recentemente, pochi giorni fa, abbiamo pubblicato un libro su un personaggio femminile strabiliante della cultura friulana, che è la Pisana. È il personaggio femminile più potente della letteratura italiana, e anche a livello europeo ci sono pochi personaggi femminili nella narrativa europea potenti come la Pisana, ma neanche Thursday d'Uberville di Thomas Hardy riesce ad avvicinarsi a un personaggio così diciamo propulsivo e protagonista come la Pisana di Ippolito Nievo. Ma la Pisana di Ippolito Nievo non viene neanche studiata più nelle scuole, e Nievo non viene neanche più letto nelle scuole. E quindi
la gran parte degli insegnanti e degli studenti non conosce questo personaggio femminile, che è una componente essenziale dei castelli, perché quando noi pensiamo a Colloredo, quando noi pensiamo a Fratta, pensiamo alla Pisana bambina che gioca con Carlino. C'è tutta una tipologia narrativa, e dopo la Pisana adulta che diventa una rivoluzionaria, che diventa una che fa il risorgimento, che combatte per la libertà d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta una componente proprio culturale fondante il senso di sentirsi italiani e italiane. Ecco, attraverso questo racconto le persone capiscono di appartenere, di avere un'identità nazionale, di avere un'identità di patria, di avere un'identità di una comune esperienza collettiva, di una comune superamento di infiniti sacrifici e infinite prove, perché se tu hai la consapevolezza che quelli prima di te hanno superato delle prove terribili come la Prima Guerra Mondiale, come anche il Risorgimento, eccetera, allora sai che hai la forza per superare le altre prove che la globalizzazione ti mette continuamente davanti a ogni piè sospinto, oppure come questo fatto che dicevamo prima della pestilenza. Quindi le pestilenze ci sono sempre state, devi conoscere la storia. Conoscere la storia vuol dire andare a conoscerla nei luoghi. Qua parlavi di 80 castelli solo nella provincia di Udine. 80 castelli nella provincia di Udine sono un'enormità. Poi provate a pensare che negli altri paesi europei, dove hanno pochissimi castelli e anche pochissime cose così raffinate culturalmente come gli interni di questi castelli, sono riusciti a costruire un'epopea. Noi invece di questi castelli non siamo riusciti a costruire nulla, quindi è nulla. Avete costruito voi del consorzio, però dal punto di vista della consapevolezza a livello nazionale e del riscontro a livello internazionale che il richiamo di questi castelli possono dare, c'è poco o niente, perché non si sono stati fatti gli investimenti, perché se tu vuoi che ti vengano 200, 300.000, 400.000 persone in un anno a vedere i castelli, devi investirci, devi investire tanti soldi, perché non puoi pensare che i privati facciano tutto da soli, devi investire in pubblicità, devi investire in racconto. Provo solo a pensare l'idea di fare dei video di 7-8 minuti per ciascun castello in cui si raccontano i personaggi che hanno vissuto, cosa hanno compiuto, gli assedi, le violenze, le morti, gli adulteri, le fughe, tutto quello che è legato a un castello, non reale, non come quello della Pisana che è solo fittizio. Quindi sono questi gli elementi che fanno vivere i castelli, il racconto che c'è dietro, e tu lo puoi fare con dei professionisti che lo fanno per video, perché ormai è il video quello che in questa società qui riesce a cogliere l'attenzione del visitatore. Allora puoi pensare di portare milioni di persone a visitare i castelli friulani, altrimenti rimarrà sempre una cosa molto di nicchia, molto particolare, persone acculturate o curiose che si avvicinano, ma dal punto di vista economico, dal punto di vista anche del riscontro a livello mentale della maggioranza della popolazione, non se ne cava un ragno dal buco. Quindi questo è il discorso che sta dietro questo progetto delle guide che noi facciamo e anche di questi libri che cerchiamo di fare in modo tale da dare uno spessore cospicuo alla storia del Friuli. Mi sembra che ci sia una porta aperta da voi, quindi arriveremo, veniamo da voi e voi ci pubblicate. E dopo andiamo all'assalto, però. Ecco, sì. Non stiamo dentro più. Qualcosa è stato fatto. Abbiamo caricato le immagini del libro, sì. Lo vedete. No, c'erano altre immagini. Questo. Questa qui è Villa Manin a Clauiano. Questa è Villa Manin a Clauiano, che è la partenza di uno dei 3 itinerari della Bassa Friulana. E
è un circuito molto facile, molto semplice, attraversa appunto Clauiano, Palmanova, poi passiamo attraverso il borgo di Ioannis. Ecco un appunto, io ho cercato di far passare le persone proprio attraverso dei borghi che difficilmente si conoscono, anche perché l'ho scoperto sulla mia pelle che esistono dei micro paesi che hanno una potenza storica incredibile. Penso solo a Biacis. Biacis è un paese che avrà sì, no, 7 case, ma ha un castello, una chiesa, la pietra d'altro dove si riunivano capifamiglia durante il periodo veneziano, perché avevano deciso di lasciargli a loro la gestione del territorio. E in più ci sono 2 bellissime fontane fatte dagli artiglieri nella prima guerra mondiale, che sono bellissime, soprattutto cioè, hanno anche dei significati storici, raffigurano la presa in giro degli imperiali, se non sbaglio, austro-ungarici, un po' hanno questo sarcasmo nelle incisioni. Comunque concludiamo così la diretta. Volevo ancora ricordare che questa iniziativa, soprattutto quella dei castelli fuori mano, è fondamentale, perché sono i castelli, una volta li chiamavamo i castelli dimenticati, adesso non sono più dimenticati, hanno fatto un passo avanti, no? Speriamo che diventino oggetto di maggiore interesse. Ecco, voglio aggiungere una cosa: questi castelli, che ovviamente per la loro posizione strategica e scomoda, direi, no? Cioè la scomodità di questi castelli fuori mano ha garantito la loro originalità. Questo è l'altro lato della medaglia, non toccarli, no? Perché è chiaro che un castello raggiungibile facilmente è stato trasformato nei secoli, no? E quindi oggi noi abbiamo un castello ottocentesco, se ci va bene, no? Ma per avere un castello quattrocentesco o trecentesco lo possiamo trovare solo tra questi fuori mano, che per loro fortuna sono stati abbandonati 6 secoli fa, no? E sono rimasti ibernati, no? E quindi sono, io tiro l'acqua al mio mulino, scusatemi, è una considerazione di parte, ma sono quelli che sono rimasti come erano, esattamente, cioè dove si può ancora vedere le feritoie del 1200, dove si può vedere la caditoia del 1100, no? Cosa che difficilmente si può trovare in uno dei castelli tuttora abitati, perché sono state murate, no? Cioè non si vedono più. È una tortura dove potremmo provare a portare qualche amministratore del Friuli. Sì, giustamente. Ecco, e con questo chiudo e ci sentiremo al prossimo mercoledì. Grazie.